vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi ci catapulteremo all'interno dell'11° Gran Premio, ovvero il Gran Premio d'Ungheria in compagnia del nostro Edward Van Helgen. Allora, prima di andare immediatamente all'interno dei nostri box Williams e quindi controllare l'assetto e la posizione in qualifica che sono riuscito a stilare, daremo un'occhiata alle più imponenti informazioni aderenti al nostro circuito. Diamo un'occhiata. Durante le qualifiche, avvicinandoti all'ultima curva dell'Hungaroring, assicurati di affrontare il rettilineo finale con una manovra molto ampia. È il più lungo della pista, ti offre ottime possibilità di usare il DRS e il KERS ed è un perfetto punto di sorpasso. In prossimità della prima curva vedrai sulla sinistra i cartelli che ti indicano quando frenare. Frena subito dopo il segnale dei 100 metri e metti la seconda. La pista si distende dandoti la possibilità di rilasciare la potenza della vettura e poi scende lungo la collinetta verso la seconda curva. Data la natura del tracciato, fai attenzione a non bloccare i freni e scala in seconda, quindi cerca di rimanere a sinistra prima di affrontare la curva numero 3 a destra. Mantieni la massima velocità possibile in vista della collinetta che conduce alla curva numero 4 da superare in quarta e fai attenzione ai cordoli in uscita prima della quinta curva. Ora rallenta del tutto e sfrutta molto i cordoli in uscita prima di raggiungere l'insidiosa chicane con entrata a destra e uscita a sinistra della sesta e settima curva. Non sfruttare troppo i cordoli perché a bassa velocità la vettura potrebbe perdere equilibrio. Ecco l'ottava curva, qui rimani sullo stretto per poi allargarti sulla nona curva e mantieni la velocità prima di affrontare la variante a sinistra della decima curva. Ora prosegui a questa andatura mentre imbocchi l'11ª curva. Resisti e cerca di sopportare la forza di gravità. Adesso il tracciato inizia a scendere. Vedrai ancora il cartello dei 100 metri, quindi scala in seconda ed evita il cordolo in uscita perché devi spostarti di nuovo sulla destra prima di inserirti nella penultima curva, la 13ª, rilasciando gradualmente il freno. Accelera in uscita, sfrutta anche l'entrata della pit lane se necessario e lanciati verso l'ultima curva, stringi all'interno e sii paziente. In uscita apri il gas al massimo e sfrutta tutto il cordolo per concludere il tuo giro all'Hungaroring. Perfetto, dopo qualche informazione possiamo andare immediatamente nella sezione notizie e notare che un nuovo pacchetto aerodinamico è stato installato all'interno della nostra autovettura che adesso andremo a vedere, proprio perché in questo Gran Premio era possibile ottenere un aumento delle caratteristiche della nostra autovettura tramite una piccola prova, ovviamente nelle prove libere. Bene, vediamo un po' di andare ad analizzare il tutto, ovviamente ciò che sono riuscito a ottenere nelle qualifiche. Eccoci finalmente all'interno dei nostri box Williams. Come avete ben potuto vedere dalla schermata, il nostro obiettivo quest'oggi è l'11° posto. Diamo un'occhiata innanzitutto alla sfida compagno di scuderia, visto che ci ritroviamo a un punto della carriera davvero importante per ottenere la prima guida sempre all'interno di questa casa automobilistica. Allora, per quanto riguarda i punti in campionato, 104 punti contro i 31 del nostro caro Pastor Maldonado, ovviamente anche lui migliore in qualifica questa volta, e nettamente in vantaggio quindi per quanto riguarda la sfida scuderia. Diamo un'occhiata quest'oggi invece al pad offerto dai nostri ingegneri. Sono riuscito a stilare la 18ª posizione, ovviamente non è una posizione adatta alle condizioni richieste dalla nostra scuderia, mentre Maldonado è riuscito a ottenere la 13ª posizione, quindi a migliorare il nostro tempo di 5 posizioni. Partiremo dalle ultime file. Ciò è stato causato appunto da un'irregolarità nelle previsioni meteorologiche. Vedete un po' nelle qualifiche ritroviamo un meteo abbastanza peggiorato rispetto alle prove libere, ovvero un 100% di probabilità di pioggia. Mi ha fatto stilare un assetto che è aderente più alla resistenza aerodinamica, e ciò non è un male proprio perché questo circuito implica un leggero utilizzo del carico aerodinamico a discapito quindi della nostra velocità di punta. Proprio per questo sono riuscito a impostare l'angolo alettone anteriore e posteriore abbastanza elevato, quasi ai valori massimi. Mi sono ritrovato abbastanza bene con questi valori, soprattutto nelle qualifiche, nelle prove libere, che il tempo non era davvero dei migliori, mentre quest'oggi abbiamo una bella giornata di sole con qualche leggera foschia, però nulla di eccessivo. Per quanto riguarda invece la frenata, mi sono stabilizzato più sul posteriore in modo tale da ottenere un leggero sovrasterzo, e ovviamente
o soprattutto una mia scelta. Per quanto riguarda invece la pressione, ovviamente come al solito tutto impostato su alto. Per quanto riguarda il bilanciamento, visto che è una pista che implica davvero una resistenza all'aderenza notevole, sono riuscito a aumentare l'aderenza sia sull'anteriore che sul posteriore, a discapito quindi della maggiore reattività dell'autovettura. Per quanto riguarda le sospensioni, questa volta le ho aumentate parecchio dal suolo, proprio perché mi sono ritrovato nel circuito alcuni tratti tortuosi dove mi ritrovavo abbastanza male con le sospensioni abbastanza basse, quindi con una leggera altezza. L'autovettura è stata più prestazionale, soprattutto nella seconda parte del circuito, nel secondo settore dove la pista si fa molto più tortuosa. Per quanto riguarda il cambio, mi sono basato principalmente sull'accelerazione invece della velocità massima, proprio perché nel secondo settore e nel terzo settore, tranne quindi nel primo rettilineo, ritrovo innumerevoli curve e ho bisogno di una notevole accelerazione per affrontare il tutto nella maniera più rapida possibile. Partiremo con la terza testata del motore, la terza unità motore al 98% di integrità, abbastanza buono, quindi potrebbe essere l'idea migliore. Per quanto riguarda l'allineamento, ho effettuato un piccolo errore. Per quanto riguarda l'angolo anteriore e posteriore, avrei dovuto aumentarli leggermente, perché in queste condizioni abbiamo sacrificato la velocità massima per aumentare quindi la stabilità anteriore e posteriore in curva. Però vedremo un po' di essere lo stesso competitivi, perché questi valori sono stati fondamentali per farmi essere abbastanza competitivo, soprattutto nel tratto in qualifica con il bagnato. Per quanto riguarda la strategia di gara, quest'oggi imposteremo una sosta al sesto giro invece del settimo, come ci consiglia il nostro pelatone là sotto, e vedremo un po' di fermarci al sesto giro, montare pneumatici duri e sperare che reggano fino al 18° giro. Per quanto riguarda la strategia del carburante, imposterò tutto sul prudente in modo tale da regolare il carburante nella maniera migliore, soprattutto secondo le esigenze della gara stessa. Diamo un'occhiata invece alla classifica generale. Avremo Hamilton, Alonso e Perez. Questa volta abbiamo una sorta di surplus dell'autovettura di Perez, che è riuscita ad arrivare alla terza posizione, davvero un'ottima prestazione. Cercheremo di essere competitivi anche se il nostro assetto non è indicato per queste condizioni del tracciato. La gara è di 18 giri, quindi 78,9 km. Vedremo un po' di andare all'interno della nostra 18ª posizione adesso in compagnia del nostro Pastor Maldonado. Ho deciso di rimanere alla Williams, ragazzi, come avete ben potuto vedere, una casa che mi ha dato notevoli soddisfazioni, e credo che ci rimarrò finché non arriverà un'offerta di un valore abbastanza significativo come la McLaren, la Ferrari o magari la Red Bull. Bene, eccoci qui finalmente all'interno della nostra pole position. Ritroviamo Lewis Hamilton in prima posizione con la gemella della nostra autovettura, ovvero la Williams, e accanto alla nostra posizione 17° posto Raikkonen. Bene, eccoci finalmente alla 18ª posizione, come potete vedere Raikkonen alla nostra sinistra, Bergner e Paul di Resta, 3 piloti, un solo campione. Le autovetture iniziano a rombare, 5 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio d'Ungheria. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza, Bergner viene superato all'esterno, adesso l'unico bersaglio è Ricciardo davanti a noi alla 15ª posizione. Pastor Maldonado ricopre la 13ª, attenzione adesso all'entrata della prima curva, dobbiamo stare parecchio attenti, si contatta Nico Rosberg con l'alettone anteriore, adesso un po' in accelerazione contro Grosjean, Jenson Button e Vettel che ricoprono le 3 posizioni davanti a noi. Adesso all'entrata della seconda curva vedremo un po' di essere meno aggressivi, ecco che si passa all'interno, soprattutto Lewis, attenzione, Grosjean e Vettel davanti a noi, si tenta un passaggio all'esterno, vediamo un po' le autovetture cercano di evolversi in questa prima fase del circuito, non dobbiamo lasciar correre Vettel, motore abbastanza surriscaldato, si esce un attimo fuori pista, dannazione, si perde un attimo di aderenza, vediamo di essere più competitivi. Ecco Jenson Button dietro di noi è appena 1/10 di secondo dalla nostra posizione alla sezione delle 2 chicane, attenzione, molta calma per evitare di perdere aderenza. Ecco che Vettel probabilmente tenterà un sorpasso nei riguardi dell'australiano davanti a lui, attenzione, ecco che si recupera davvero parecchio e va sullo sporco anche il pilota tedesco, non riesce a ottenere il massimo, sono stato costretto a frenare, vediamo un po', eccoci nuovamente all'interno del secondo settore, Vettel 7/10 di secondo dalla nostra posizione. Gran Premio d'Ungheria parecchio significativo, il motore è abbastanza surriscaldato, soprattutto perché questo circuito, come avete ben potuto leggere all'interno della nostra descrizione, implica una sorta, come dire, di sforzo per quanto riguarda l'impianto di raffreddamento del motore stesso. Nuovamente all'interno del primo settore, primo giro completato, Vettel 9/10 di secondo, mentre Jenson Button 7/10 di secondo dalla nostra posizione, mentre Alonso è riuscito tramite un ottimo sorpasso a beccare il punto debole di Lewis Hamilton e superarlo. Dobbiamo riservare il nostro KERS per l'ultima parte del circuito, nella quale la nostra autovettura sarà leggermente sacrificata per la sua potenza, quindi in curva, e quindi dovremo essere molto più competitivi. Settima posizione per quanto riguarda
riguarda la Williams, quest'oggi è abbastanza competitiva, è riuscita a recuperare notevoli posizioni. Attenzione, Jenson Button dietro di noi, tenta il sorpasso, si riesce a guadagnare adesso notevoli punti in termini di tempo. Attenzione, si va un pochino sul largo, Jenson Button tenta il sorpasso dietro di noi, dobbiamo stare addirittura attenti con il carburante perché dobbiamo cercare di evitare di rimanere a secco, soprattutto nelle ultime parti del circuito. Speriamo che la strategia pre-gara sia nelle condizioni di farci guadagnare qualcosa. Adesso abbiamo ancora il serpentone che si è evoluto davanti a noi di autovetture, come potete ben vedere, nuovamente al terzo settore. La Williams va un attimo sullo sporco, vediamo di utilizzare un po' di KERS, energia cinetica in questa ultima fase del circuito. Attenzione, vediamo un po' cosa si riesce a combinare, perché Jenson Button lo ritroviamo proprio incollata alla nostra posizione, 3 decimi di secondo, si recupera anche qualcosa su Vettel, il pilota tedesco. Mamma mia, questa settima posizione quest'oggi potrebbe essere fondamentale per arrivare davanti al nostro compagno di squadra, ovvero Pastor Maldonado. Nuovamente all'ultimo settore si spreca un po' di KERS, vediamo un po' DRS abilitato, i giudici di gara hanno affidato quindi l'utilizzo del DRS alla mobile posteriore che garantirà l'utilizzo della stessa ala in questa ultima fase del circuito. Attenzione, si va un attimo sullo sporco, vediamo di riprendere il tutto con questa bella energia cinetica disponibile. Ancora la McLaren dietro di noi che tenta un eventuale sorpasso con Jenson Button, vediamo un po' quello che si riesce a combinare. Spero di essere competitivo abbastanza nonostante l'inefficienza del nostro assetto da bagnato attraverso le regole del Parc Fermé. Quest'oggi siamo costretti a montare l'assetto che avevamo durante le qualifiche. Attenzione, la gomma a sinistra probabilmente perde aderenza nella fase del circuito del primo settore, meno male che siamo riusciti a rientrare adesso nella sezione delle due chicane. Vedete un po' perché ho alzato le sospensioni in questa fase, proprio perché abbiamo una leggera facilità di percorrenza dei cordoli. Il secondo settore, perdonatemi, ma non è di mio gradimento in questa pista, soprattutto anche nelle qualifiche. Primo settore e terzo settore mi ritrovavo abbastanza bene, mentre nel settore appunto intermediario mi ritrovavo abbastanza male. 7 decimi di secondo in meno rispetto al giro precedente, infatti si vede, abbiamo perso anche Vettel di parecchi secondi, ma addirittura sia Alonso che Lewis Hamilton sono riusciti ad allontanarsi parecchio. Sesta posizione per quanto riguarda Vettel. Vediamo un po' cosa fare adesso nella sezione del primo settore, nuovamente utilizzando il nostro KERS nella maniera adeguata. Siamo molto lontani da Vettel, non possiamo utilizzare la nostra ala mobile posteriore, ma Jenson Button si ritrova molto vicino a noi. Abbiamo recuperato parecchio, ragazzi, date un'occhiata, ben 5 decimi di secondo su Vettel, che lo ritroviamo davvero molto vicino. Una lotta proprio al potere, e qua le tre autovetture, probabilmente la triade solare di questo Gran Premio. Vediamo quello che hanno intenzione di combinare. La lotta tra le due Red Bull, tra Vettel e Mark Webber, i due piloti aderenti alla stessa scuderia cercano soprattutto il sorpasso. Vediamo un po' di avvicinarci a Vettel, ci siamo molto ma molto vicini. Devo ricordarmi adesso di limitare il consumo di carburante, vediamo un po', perfetto, scusatemi, ok, 4 decimi di secondo recuperati, vedete un po', siamo molto ma molto più vicini. Per 4 giri è stata utilizzata la miscela di carburante elevata, quindi molta attenzione. Se continuiamo in questa condizione riusciremo ad arrivare ai nostri due piloti davanti, soprattutto nella zona dell'attivazione del DRS. Attenzione, Vettel va un attimo nello sporco, ci fa guadagnare ottimi decimi di secondo, ed ecco la Williams dietro alla Red Bull, si tenta un passaggio, vediamo quello che si riesce a fare. Ecco che Van Helgen studia il suo avversario recuperando notevoli decimi di secondo. Mamma mia, ecco che Vettel esce fuori pista, probabilmente per un problema all'autovettura. Mamma mia, attenzione anche la Williams perde aderenza, esce fuori pista. Mamma mia, un attimo di incertezza nei pneumatici e soprattutto nell'acceleratore dell'auto inglese. Sesta posizione guadagnato, perso parecchio, dannazione. Attenzione adesso, Jenson Button tenterà di guadagnare tutto quello che abbiamo perso in quell'attimo, ed eccolo che tenta il sorpasso all'esterno, riesce, la Williams cerca di difendersi all'esterno, riesce a chiudere bene su Jenson Button, non all'interno della prima curva ma all'interno della seconda. Mamma mia, ancora Jenson Button tenta di superarci probabilmente all'interno del primo settore, diamo un'occhiata, però un ottimo sorpasso da parte di Jenson Button, i miei complimenti. Probabilmente in frenata non è stato alla pari della nostra condizione. Probabilmente Vettel, avete visto, ha avuto un problema particolare o ai pneumatici o particolarmente alla testata del motore. Come avete visto, il circuito implica un leggero surriscaldamento della testata del motore,
settore. Come avete ben potuto vedere nelle prime fasi del circuito ho perso parecchio, adesso vedremo un po' quello che possiamo fare. Dannazione, quinto giro, ci troviamo adesso in netta difficoltà proprio perché sia Mark Webber che gli altri piloti sono andati avanti. Maledizione, dobbiamo riprenderli, vediamo un po' di utilizzare il KERS, siamo stati rallentati di 5 decimi di secondo, maledizione, davvero un quarto giro perfetto effettuato, adesso mi sono lasciato un po' andare, ho perso un attimino di concentrazione, vediamo un po' di recuperarla, andiamo presto, mamma mia, però una vera e propria lotta tra i due piloti della Red Bull, anche la Red Bull quest'anno si sta comportando davvero molto bene, cerchiamo di recuperare il tutto, adesso quinto giro, avremo la possibilità di entrare ai box, adesso abbiamo migliorato ancora una volta il tempo, 1.25 521, Jenson Button non è nelle condizioni di attivare l'ala mobile posteriore ed è costretto a rientrare nuovamente, vediamo un po' adesso se avremo la possibilità. Rientreremo in box, vediamo un po' se la strategia di carburante è stata efficace, soprattutto speriamo che i pneumatici duri reggano per tutta la fine della gara. Attenzione, mi dispiace perché in questi ultimi tempi non sono riuscito a caricare il gameplay di Formula 1 in tempi abbastanza rapidi, solo che ho avuto, come avete ben potuto vedere, notevoli problemi di connessione seguiti da una brutta influenza. Comunque adesso siamo qui quest'oggi in Ungheria con questo bel tempo, con questo bel tempo soleggiato, che ci stiamo comportando abbastanza bene, una gara piena di emozioni sin dall'inizio. Davvero una cosa molto particolare è anche la possibilità di incidenti da parte dell'ingegneria artificiale dei piloti avversari. Come avete ben potuto vedere, Vettel non è ovviamente onnisciente, anche lui ha effettuato degli errori, ci ha garantito quindi la sua sesta posizione. Abbiamo migliorato il nostro tempo di 2 decimi di secondo circa, continuiamo a migliorare il tutto, le nostre gomme, soprattutto quelle posteriori, sono abbastanza usurate, forse per questo siamo riusciti a perdere aderenza in questa curva dove è necessario adeguare sia freno che acceleratore. Eccoci all'entrata dei box, vediamo un po' quello che riusciamo a fare, probabilmente stiamo entrando solo noi, vediamo un po', dobbiamo recuperare il tutto adesso, mi raccomando, abbiamo innumerevoli un grande quantitativo di carburante all'interno del nostro serbatoio, vediamo le autovetture passano, cambiamo il tutto, vediamo un po', i nostri meccanici devono essere abbastanza veloci, 2 secondi e 900, davvero molto competitivi. Perfetto, ci troviamo alla 16ª posizione, adesso toccherà agli avversari fermarsi, dobbiamo essere davvero molto competitivi. Perfetto, andiamo a tutta manetta, vediamo di essere nella maniera adeguata, competitivi. Perfetto, abbiamo montato i pneumatici duri, come potete ben vedere, adesso devono avere l'opportunità di essere riscaldati, ci siamo fermati un attimino prima in modo tale da consolidare il nostro vantaggio magari più avanti, spero che questa strategia sia stata adeguata, intanto abbiamo innumerevoli possibilità di arrivare entro l'11° posto, almeno lo spero. Perfetto, vedete un po' adesso l'aderenza com'è ridotta, dobbiamo aspettare che entrano in temperatura questi 4 pneumatici molto freschi. Perfetto, abbiamo anche notevole energia cinetica da spendere, attenzione, si esce un attimo fuori pista, non ci voleva, maledizione, devo concentrarmi. Perfetto, nuovamente secondo settore, vediamo un po', sezione molto tortuosa, vedete un po' adesso il terreno addirittura va in salita e in discesa nella sezione della collinetta del terzo settore, vedremo un po' adesso di affrontare il tutto nella maniera adeguata, abbiamo messo la miscela di carburante 1, quell'errore alla terza curva non ci voleva, dannazione, vedremo di fare del nostro meglio. Hamilton 1.23 296 ha migliorato il tempo, mamma mia, anche Lewis Hamilton quest'oggi, ottimo pilota, ottima casa automobilistica. A quanto pare i piloti non intendono fermarsi, o probabilmente l'hanno fatto, daremo un'occhiata adesso nel momento in cui arriveremo davanti al muretto, probabilmente si sarà fermato qualcuno, vediamo un po', forse hanno deciso di fermarsi all'8° giro, che abbiamo innumerevoli giri per recuperare. Perfetto, nuovamente 8° giro su 18, mamma mia, quest'oggi la Williams davvero innumerevoli emozioni, soprattutto nei primi giri, adesso vedremo di recuperare il tutto. 15ª posizione Raikkonen, 17ª Kovalainen, vedremo un po' di recuperare. Benissimo, nuovamente al primo settore, stiamo molto attenti, ancora non mi è capitato però all'interno del circuito di vedere tratti di tempo imprevisto, come per esempio all'interno di quest'oggi io avevo visto un tempo abbastanza nuvoloso, pensavo in qualche schizzo d'acqua, magari qualcosa del genere, invece niente, cielo limpido, mamma mia. Attenzione, benissimo, vediamo di essere abbastanza competitivi, i pneumatici sono entrati in temperatura, adesso vedrò di limitare il consumo di carburante appena beccherò un bel rettilineo. Perfetto, andiamo, ottimo.
avanti nel secondo settore, maledizione a tutte queste curve, vedete un po' perché ho alzato gli alettoni proprio per ottenere maggiore aderenza sull'anteriore e anche sul posteriore. Perfetto, questo assetto che ho stilato non so se può esservi magari molto utile, proprio perché è stato ideato per la sezione del bagnato, quindi se volete prendere spunto magari per il bagnato potrebbe esservi utile. Ed ecco che i piloti entrano all'interno del muretto dei box, vediamo quello che hanno intenzione di fare, abbiamo la possibilità di recuperare la nostra posizione persa tramite il sesto giro, vediamo un po', adesso alterniamo acceleratore e freno, andiamo a tutta manetta, ecco che i piloti stanno uscendo dalla loro pit lane, vediamo un po' quello che si riesce a fare. Jenson Button 11ª posizione, ecco che i piloti escono davanti a noi, vediamo un po', sono ancora nella sezione dei box, eccolo Jenson Button, ci ha passato dannazione, vediamo se riusciamo a prenderlo magari con un po' di accelerazione, vediamo se riusciamo a passarlo, dobbiamo essere capaci di farlo all'interno della seconda curva. Attenzione a non effettuare penalità sul pilota inglese, era ovviamente all'interno, vediamo un po' quello che possiamo fare, ecco che Van Helgen tenta il sorpasso all'esterno, non ce la fa, dobbiamo attendere adesso la seconda curva, vediamo un po', perfetto, mamma mia, passaggio all'interno di Van Helgen, adesso dobbiamo limitare un po' l'uso di carburante, dannazione, vediamo un po', limitiamolo, perfetto, miscela 2 normale, vediamo di spompare l'autovettura, Vettel passa alla 10ª posizione, intanto Jenson Button superato da parte di Van Helgen, pneumatico anteriore sinistro abbastanza sporco, le gomme sono molto integre, dobbiamo limitare l'uso di carburante in maniera drastica ragazzi, abbiamo solo per un giro il carburante disponibile, quindi miscela 1 bassa, la terremo per 5 giri, quindi dobbiamo rallentare attenzione, l'ingegnere forse ci ha detto qualcosa di particolare, se avessi avuto più carburante, forse se non avessi la gestione del carburante durante la corsa è stata eccellente. perfetto, i complimenti del nostro ingegnere per quanto riguarda il dispendio di carburante. Attenzione che adesso Jenson Button può attivare il DRS, siamo molto passaggio, mamma mia, Jenson Button supera Van Helgen all'esterno, vediamo un po' quello che riusciamo a fare, Grosjean davanti a noi, dobbiamo limitare l'uso di carburante ragazzi, come potete ben vedere ottiene l'8ª posizione, un ottimo sorpasso, mamma mia, da parte della casa inglese, vediamo quello che riusciamo a fare, la gemella della Williams davanti a noi, vediamo se possiamo ottenere un sorpasso, solo che abbiamo diminuito l'uso di carburante, miscela bassa, dannazione, Jenson Button va come un treno, dobbiamo riprenderlo, forza che ce la facciamo, avanti, adesso nella sezione della curva numero 2 vediamo di limitare l'uso di carburante, fino all'11º giro vedrò di limitare il tutto per poi aumentare la dose, perfetto, maledizione, Jenson Button è riuscito a passarci, presto, forza che ce la facciamo, nuovamente al secondo settore, e che come vi ho detto la nostra autovettura è leggermente in svantaggio per quanto riguarda per quanto riguarda il rettilineo, quindi vedremo un po' di essere più competitivi in curva. Vedete un po' la sezione, la miscela bassa di carburante come implica svantaggio. Vedremo un po' adesso di mettere la miscela normale, dobbiamo recuperare notevole terreno, non possiamo accontentarci di questa nona posizione, vedremo un po' il carburante di risparmiarlo magari più avanti. Perfetto, siamo a notevole vantaggio, attenzione, mamma mia, stiamo per beccare il muretto, vediamo se siamo molto vicini, possiamo utilizzare l'ala mobile posteriore per avvicinarci a Jenson Button, Kobayashi dietro di noi, addirittura tenta il sorpasso, 291 km/h massimi, probabilmente per il cambio corto, vediamo un po', Grosjean e Jenson Button si toccano, vediamo se riusciamo a passarli entrambi, siamo molto vicini da loro, mamma mia, 8ª posizione, si tenta il sorpasso all'esterno, Jenson Button è all'interno, Grosjean con la Lotus davanti a noi, 7ª posizione, mamma mia quest'oggi che gara, che Williams, mamma mia che Williams quest'oggi. L'ala anteriore della vettura dietro di te è leggermente danneggiata. A quanto pare Jenson Button è riuscito a danneggiare particolarmente il suo alettone, adesso vedremo di prendere la nostra preda, Grosjean davanti a noi, vediamo un po', la Williams lo studia, cerca di ottenere il 7º posto, a quanto pare Grosjean non effettua errori, dobbiamo mantenere il vantaggio che abbiamo su tutti i piloti su Jenson Button in modo tale da essere molto vicini a Grosjean per utilizzare l'ala mobile posteriore nel rettilineo, in modo tale da non essere superati. Vediamo un po' adesso nel terzo settore, 11º giro su 18, 6 decimi di secondo in meno, mamma mia che Williams quest'oggi, andiamo avanti, perfetto, 8 decimi di secondo.
ottimo, i tempi sono buoni, stai tenendo Un ottimo passo gara, infatti, ottavo posto per una gara davvero che non mi piace, uno dei Gran Premi che rispetto agli altri non è di mio gradimento. Vediamo un po' se riusciamo a prendere Grosjean, che alla dannazione riesce a recuperare più di un secondo. Non abbiamo la possibilità di utilizzare l'ala mobile posteriore. Intanto Kobayashi, eccolo qua il pilota giapponese, tenta il sorpasso, è costretto ovviamente dal curvone del primo settore a rientrare. Vediamo poi il carburante, sempre unico pensiero per rimanere appunto in pista. Maledizione, addirittura ho messo il carico eccessivo di carburante, ovvero nella sezione del carburante ho impostato il fattore prudente invece di normale. A quest'ora non avevamo più carburante perché questa tattica può essere fondamentale nelle gare che hanno davvero questa intensità. Perfetto, nuovamente un secondo il nostro caro Grosjean è riuscito a guadagnare sulla nostra posizione. Siamo a 3 decimi da Kobayashi, dobbiamo difenderci parecchio. Dannazione nuovamente nella sezione delle due chicane. Meno male che abbiamo aumentato le sospensioni, come vi dicevo, siamo molto più tranquilli. Adesso date un'occhiata al meteo, ragazzi, quindi intendo ai fattori atmosferici. Vedete un po'. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore. Ovviamente anche Grosjean è riuscito a sorpassarci perché noi ci stiamo specializzando più su una tattica difensiva che offensiva, proprio per l'eccessivo consumo di carburante, e quindi non posso mettermi a rischiare di rimanere appunto in pista all'interno del 13-14 giro. Guardate un po', però il cielo è cambiato particolarmente, ovvero i fattori atmosferici sono cambiati, non troviamo più quel tempo soleggiato, ma bensì un tempo nuvoloso. Attenzione, abbiamo bisogno di una miscela elevata per contrastare Kobayashi, che tenta soprattutto il passaggio all'esterno. Vediamo se riesce a passarci gomma contro gomma. Adesso all'interno della prima curva, eccolo, lo ritroviamo all'esterno, non riesce a passarci. Benissimo, ottima difesa da parte della Williams. Conserviamo il carburante, ci serviva quindi questa spinta in più per riuscire a sorpassare il nostro antagonista. Jenson Button però riesce a colpirlo nettamente alle spalle e riesce a sorpassarlo. Nona posizione per lui. Vi ricordo che noi non stiamo gareggiando per ovviamente la pole position né per i primi posti in questa gara, visto che siamo in netta difficoltà. L'11ª posizione o addirittura l'8ª posizione vanno molto bene per la casa automobilistica inglese, che sta davvero ottenendo notevoli risultati quest'oggi. Come vi ho detto anche nei box, ho deciso di rimanere all'interno di questa scuderia finché non mi arriverà un'offerta superiore a questa data. Ho apprezzato i vostri commenti, quindi sono stati fondamentali per la mia decisione, attenzione, vediamo un po', un decimo di secondo guadagnato, vediamo un po' che continuiamo a migliorare. Comunque vi dicevo, questa casa automobilistica resterà nella storia finché non arriverà un'offerta magari superiore a questa data. Perfetto, settima posizione ancora Grosjean, adesso nuovamente nel terzo settore, vediamo un po', 13° giro su 18, ancora 5 giri da soffrire. Jenson Button dobbiamo costringerlo a passare all'esterno nella sezione dell'erbetta. Vedete un po', ci riesce a superare grazie all'utilizzo dell'ala mobile posteriore, ed eccolo qui, pneumatico contro pneumatico. Vi ricordo che Jenson Button ha un'aderenza inferiore alla nostra nell'anteriore, dovuto appunto alla sua mancata attenzione, quindi al danneggiamento dell'ala anteriore. Attenzione, vediamo un po', abbiamo perso un attimo, qualche decimo di secondo, ci stiamo allontanando da Grosjean, sta ottenendo davvero un notevole vantaggio, probabilmente intenderà raggiungere la sesta posizione. Lo ritroviamo a 5 secondi dalla nostra posizione, mamma mia. Comunque la sosta al sesto giro è stata abbastanza consistente, cioè una sosta che non è stata né sbagliata né giusta. Sono riuscito a ottenere l'8ª posizione, quindi a mantenermi nella fascia senza perdere troppe posizioni, quindi sono riuscito a essere competitivo lo stesso. Si esce un attimo fuori pista, dannazione, non sono riuscito a beccare nella maniera adeguata il freno, abbiamo fatto avanzare notevolmente Jenson Button dietro di noi, dannazione. Diamo un'occhiata al carburante ancora per un giro, 9 decimi di secondo persi, e lo credo bene. Maledizione è che questa pista comporta davvero una concentrazione massima, quindi la minima distrazione può comportare un errore, anche come nei primi giri la perdita di aderenza. Hamilton 1,22,691. La vettura dietro di te ha l'alettone anteriore danneggiato, ma non sembra niente di serio purtroppo. Probabilmente adesso tenterà il sorpasso, non dobbiamo farlo avvicinare, siamo stati rallentati di un secondo. Maledizione, ecco che Jenson Button tenta il passaggio all'esterno, è costretto a rientrare. Mamma mia, ho distrutto i freni, li troviamo a una temperatura davvero molto elevata. Siamo scesi da 270 km/h a 30 km/h in un ben che non si dica. Ci troviamo al 15° giro, 3 giri ancora di sofferenza.
per questa dannata ottava posizione. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Probabilmente il nostro caro Pastor Maldonado non lo ritroviamo più in giro, mamma mia. Intanto vedete un po' siamo riusciti a migliorare di un decimo di secondo nel primo settore, è il secondo settore che mi frega, molto ma molto difficile. Adesso nella sezione delle due chicane vedremo un po' di essere competitivi al cartello dei 100 metri, eccoci qua come dice appunto la nostra guida, affrontiamo il tutto in seconda, marcia privilegiata. Adesso vediamo un po' di affrontare il secondo settore, molto tortuoso, guardate un po', a quanto pare non ci sono segni di pioggia, altrimenti il nostro ingegnere. La vettura dietro di te ha il motore impostato sulla Perfetto, potenza Jenson standard. Button probabilmente attenderà o un particolare errore da parte nostra oppure tenterà di rimanere all'interno della nona posizione perché non ha quindi provato un particolare sorpasso. Perfetto, Lewis Hamilton ancora giro migliore, 1.22.647, ci rimangono più o meno 3 minuti di gara, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, ma probabilmente ci saranno ancora emozioni perché Jenson Button è dietro di noi, accanito. Attenzione, vediamo a che posto lo ritroviamo, 5 decimi di secondo di noi, si avvicina a una velocità impressionante col DRS, costretto ovviamente a rientrare nuovamente al primo settore, primo tornante. Guardate un po' della gran sgommata che c'è qui a terra, probabilmente qualcuno avrà perso aderenza in maniera molto molto significativa. Perfetto, nuovamente al primo settore, vediamo un po', io e Jenson Button unici due combattenti per questa settima posizione, vediamo un po' quello che riesce a fare il carburante. Ottimale, dannazione, non so se riusciamo ad arrivare a destinazione, maledizione. Vediamo un po' adesso di diminuire la quantità di carburante all'interno del nostro serbatoio, vedremo un po' miscela bassa. Perfetto, vediamo di limitare il tutto, dobbiamo difendere. Livello di carburante ottimale. Se ne hai bisogno puoi passare alla modalità carburante. Abbiamo un notevole carburante disponibile, però io voglio essere abbastanza sicuro, non mi fido ovviamente del mio ingegnere al massimo, quindi cercherò di tenere il ritmo di miscela bassa per circa un altro giro. All'interno dell'ultimo giro cercherò di difendermi con la miscela carburante normale. Spero di farcela perché Jenson Button è davvero molto ma molto accanito, vuole conquistare questa settima posizione, questa ottava posizione. Intanto possiamo vedere i pneumatici che sono abbastanza usurati, quindi eccoci qua nuovamente al primo settore, vediamo cosa ha intenzione di fare Jenson Button, vediamo un po', siamo molto ma molto distanti, a ben 7 decimi di secondo, l'abbiamo allontanato parecchio, ma probabilmente, anzi sicuramente ha utilizzato il DRS. Meno male che la nostra autovettura, come avete ben potuto vedere, è molto più prestazionale della sua, soprattutto nelle curve, e quindi tutto il vantaggio che andiamo a recuperare nel secondo e nel terzo settore, ma soprattutto anche nel primo. Attenzione, mamma mia, Jenson Button probabilmente tenta un sorpasso all'esterno, costretto a rientrare nella scia. Attenzione, Kobayashi anche alla decima posizione tenta di strappare il tutto a Jenson Button che a quanto pare vola via. Perfetto, vediamo un po' quello che riusciamo a fare nuovamente al primo settore. Attenzione, si perde aderenza, mamma mia, meno male che ho aumentato l'altezza dal suolo, altrimenti sarei arrivato al di fuori della pista. Dannazione, ho eliminato gran parte dell'energia cinetica disponibile in queste prime fasi del circuito, vedremo di difenderci in maniera adeguata. Abbiamo recuperato carburante più un giro, perfetto, adesso sarà fondamentale per difenderci in questa ultima fase del circuito. Dannazione, maledizione, e ogni volta mi confondo con questo dannato carburante. Perfetto, non potevano mettere un tasto più semplice per l'attivazione. Perfetto, vediamo un po' che fare, siamo al terzo settore, Jenson Button è davvero molto vicino, lo ritroviamo a un decimo di secondo, non ha nulla da recuperare, maledizione. Vediamo un po' adesso, 13ª curva, settimo ancora Grosjean, siamo molto distanti dai nostri piloti principali. Perfetto, vediamo di recuperare il tutto, ultimo giro della nostra gara, vediamo un po', miscela carburante elevata, dobbiamo riuscire a contrastare il nostro avversario, 5 decimi da noi, ecco che si avvicina con una velocità impressionante, analizza addirittura il nostro alettone posteriore, è costretto a rientrare in scia. Nuovamente 13 curve da noi, vediamo un po' quello che possiamo fare, diamo un'occhiata sempre al carburante, dobbiamo difenderci, miscela elevata come potete vedere, più veloce. Attenzione, questa ottava posizione è proprio quello che voglio per essere competitivo nei riguardi della scuderia. Pastor Maldonado sarà all'interno della 15ª, 16ª posizione, sono riuscito a vederlo nell'ultima chicane del circuito. Vediamo un po', 18º giro finalmente, dopo una gara molto ma molto appassionante, 342 decimi di secondo. Spero di caricare
al più presto la prossima gara, magari entro una settimana. Ovviamente tutti i problemi che ci sono stati nelle ultime settimane sono stati risolti, e quindi spero di continuare questa serie con più regolarità. Perfetto, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Si va un attimino sullo sporco, carburante ottimale, dannazione, vediamo un po' quello che possiamo combinare. Intanto nuovamente al terzo settore Lewis Hamilton vince la gara, primo posto, siamo riusciti a guadagnare notevoli secondi all'interno del secondo settore. Adesso nel terzo settore vedremo un po' di essere competitivi. Vediamo un po', 3 decimi di secondo Jenson Button, vediamo quello che riesce a combinare, nono posto per lui. Vediamo se la Williams quest'oggi riesce a destreggiarsi con questo ottavo posto. Vediamo un po', eccolo, lo sento toccare dietro di me Jenson Button col fiato sul collo, e vediamo un po', e vince. Settima posizione, anzi ottava posizione per la Williams. Potete vedere che il nostro Van Helgen alza le mani al cielo. 11° posto completato. Pastor Maldonado ricopre la 18ª posizione, ovvero la nostra principale posizione di partenza. Vediamo un po'. Vedete un po', il nostro ingegnere ci effettua le sue congratulazioni per la nostra prestazione in gara. Siamo riusciti ad arrivare davanti a Jenson Button con la sua McLaren, ottiene 2 punti, mentre i nostri 4 punti sono stati fondamentali per far valere la nostra scuderia quest'oggi. Ritroviamo in seguito Lewis Hamilton, Sergio Perez e Mark Webber, che li ritroviamo quindi sul podio. È un'ottima notizia che Lewis Hamilton riesce a guadagnare la prima posizione, proprio perché Fernando Alonso, se vi ricordo che lo possiamo ritrovare all'interno della classifica costruttori e soprattutto all'interno del campionato piloti, quindi questa quarta posizione per Fernando Alonso gli fa perdere particolari punti e soprattutto fa avvicinare la McLaren di Lewis Hamilton. Intanto noi con questi 4 punti riusciamo a destreggiarci per quanto riguarda la McLaren di Jenson Button. Infatti potete vedere i punti accumulati da noi, ben 108 punti contro i 104 di Jenson Button. Perfetto, un'ottima gara. Possiamo andare anche nella sezione del campionato costruttori, ricopriamo sempre la quarta posizione. Vedremo adesso all'interno delle prossime gare di ottenere un ottimo vantaggio nei riguardi delle altre scuderie. Adesso non ricordo quale sia la particolare gara che andremo ad affrontare, comunque sono abbastanza sicuro che tra 2 Gran Premi arriverà il Gran Premio d'Italia, e lì voglio ottenere un ottimo assetto, magari un'ottima condizione del nostro pilota per ottenere magari un altro podio che può essere fondamentale per la nostra carriera. Benissimo. Vediamo adesso un po' i commenti da parte dei giornalisti locali. Edward Van Helgen alla meglio su Pastor Maldonado nel Gran Premio di questo fine settimana a Budapest. Abbiamo potuto assistere a numerose sfide fra compagni di squadra. La più interessante ovviamente tra Edward Van Helgen prevalere su Pastor Maldonado. Vediamo un po', Michael Schumacher batte il proprio compagno di squadra. Anche Schumacher riesce a superare Rosberg e a ottenere magari qualche punto di fiducia in più nei riguardi della scuderia. Che campione, dice Martin Witzmarch. Probabilmente il commentatore adatto della McLaren riesce a commentare nella maniera adeguata questa ottima prima posizione di Lewis Hamilton. Sono arrivate ben 5 mail. Vediamo un po', Anna Forlan, sfida rivale. Allora, ciao Edward, presto avrai l'opportunità di annunciare al mondo chi vorresti sfidare. La sfida rivale ti vedrà competere al meglio di 7 gare contro un pilota selezionato. Wow, questa potrebbe essere un'altra sfida. Vediamo un po'. Vincendo la sfida riceverai una proposta di contratto dalla scuderia del pilota sconfitto. Ah, molto bene, non sei obbligato ad accettare, ma battere un rivale è il modo migliore per correre con una squadra in particolare o dimostrare di essere il pilota migliore. Perfetto, e adesso da qui vedremo un po' di scegliere appunto il nostro punto di approdo per la scuderia successiva. Per quanto riguarda invece la sfida col compagno, potete vedere che siamo in netto vantaggio su Pastor Maldonado, non è assolutamente competitivo. Per quanto riguarda i dati di gara, l'usura dei pneumatici, ci complimentano appunto, ci effettuano i complimenti i membri dello staff. Ovviamente per quanto riguarda sono soddisfatti dei risultati aderenti ai pneumatici. Diamo un'occhiata alla prossima gara, è la gara a Spa. Daremo un'occhiata nel prossimo Gran Premio i particolari, come dire, le caratteristiche principali della gara, ovvero daremo un'occhiata più da vicino. È comunque il Gran Premio del Belgio, potete vedere il tempo abbastanza idoneo, ovvero avremo la possibilità di gareggiare al meglio. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate, magari fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda la sfida, come avete ben potuto leggere, avversario di scuderia, una cosa del genere, quindi magari quale potrebbe essere
il particolare pilota da sfidare. Io avrei intenzione in maniera particolare di sfidare dove si ritrova, eccolo qui, o Nico Rosberg per arrivare alla Mercedes AMG Petronas, o magari dare un'occhiata a Raikkonen per ottenere il suo posto all'interno della Lotus. Potrebbe essere una mossa adeguata, o magari anche Perez, scusate, magari Mark Webber per ottenere quindi il suo posto all'interno della Red Bull. Fatemi sapere, perché ho visto che Mark Webber è alla nostra portata e abbiamo la possibilità di superarlo. Vedete un po', ci ritroviamo al quarto posto, mentre Mark Webber con 75 punti al sesto. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione per quanto riguarda questo fatto, e ovviamente fatemi sapere il vostro commento sulla gara. Ovviamente non è stata spettacolare come quella della Germania, che è stata davvero fantastica, però anche questa ha dato il suo contributo per renderci sempre più famosi all'interno della casa Williams. Ciao a tutti ragazzi!